Sabato 13 maggio si terrà a Roma la manifestazione Noi Professionisti. Le categorie professionali, tra cui gli architetti, ma anche gli ingegneri, i medici e gli avvocati, faranno fronte comune per rivendicare il diritto a un equo compenso, all'equità fiscale e una formazione continua di qualità. Ecco, anche i rappresentanti dell'Inarsind di Agrigento saranno presenti a questa manifestazione a Roma. Sì, una delegazione del sindacato di Inarsind Agrigento parteciperà alla manifestazione Noi Professionisti. La manifestazione parte da una sentenza della Corte di Giustizia europea di dicembre del 2016, la quale legittima la rivendicazione per quanto riguarda le professioni di un equo compenso e più in generale di un riconoscimento relativo a delle tariffe professionali. Noi sappiamo che dal 2006 è iniziato un percorso verso l'abolizione delle tariffe che ha generato nei fatti poi una lotta, una corsa al massimo ribasso che ha danneggiato tutti i professionisti, ingegneri, architetti, avvocati, medici. La manifestazione ha un triplice messaggio, lancia un triplice messaggio ai cittadini, perché il prezzo non è indice di qualità, anzi il massimo ribasso, il maggiore ribasso di solito produce scarsi risultati. Al governo, perché i professionisti rappresentano il 13% del PIL nazionale e quindi sono una risorsa, tra l'altro una risorsa che con proprie spese, noi architetti e ingegneri per esempio abbiamo una cassa di previdenza che paghiamo con il nostro lavoro, naturalmente anche ai professionisti, perché noi per primi dobbiamo rivendicare il diritto ad essere professionisti e ad avere un ruolo sociale, il ruolo sociale che ci compete. Quindi Inarsind Agrigento conferma il proprio impegno a sostegno e difesa delle professioni, sarà presente a Roma con una propria delegazione e invito eventualmente i colleghi interessati a partecipare alla manifestazione o a interessarsi all'attività del sindacato a contattarci in qualsiasi momento. Anche la Sicilia, più in generale, con la consulta regionale degli architetti partecipa, aderisce alla manifestazione, quindi un grande evento che vede le professioni su un fronte comune.